Grazie Presidente. Siamo qui in discussione generale, una discussione generale non molto affollata, sulla fiducia al decreto Matrioska, possiamo chiamarlo così, un decreto che contiene altri decreti, no? È partito come ristori 1, poi dentro si è infilato il 2, poi il 3, poi il 4, il che ha reso fra l'altro avvincente la sua lavorazione, come ben sa il pezzo di governo qui presente, un pezzo a noi caro e senz'altro rilevante per il suo incarico, anche se magari qualche ministro di area economica ci avrebbe confortato con la sua presenza, ma noi tenteremo lo stesso di parlare di numeri e del tema. Ma ha reso avvincente questa perché come nel contrappunto osservato fiammingo, la lavorazione si è dovuta poi fare al contrario, perché siccome l'ultimo decreto era un emendamento del primo, si è dovuti partire dall'ultimo per risalire il primo. Tutte cose bellissime che hanno costituito oggetto di avvincenti lezioni per i nostri elettori che ci seguono sui social. Ma sul decreto Matrioska non entro per il momento nel merito, vedo il relatore che è preoccupato, ma ecco. Solo sul tema della fiducia mi sento di aprire e chiudere immediatamente la discussione, perché alla fine noi abbiamo passato tanto tempo costruttivamente, grazie anche al lavoro appunto dei relatori, grazie all'eccellente lavoro dei presidenti di commissione, che qui non vedo perché uno adesso è impegnato, a lavorare con queste difficoltà tecniche che hanno reso tutto molto avvincente questo decreto. Siamo passati da alcune migliaia di emendamenti a poche decine di emendamenti su cui ci siamo messi d'accordo e quindi pensavamo di poter andare ad una lavorazione, per così dire, ordinaria del provvedimento in Aula, ad una conversione con delle votazioni, quell'atto che a quanto pare a questo governo o pezzi rilevanti di esso sta abbastanza allergico, antipatico. Ma invece improvvisamente, sorpresa, si mette la fiducia. E allora la riflessione che uno fa è questa: ma se si deve mettere la fiducia su un decreto la cui conversione comporta 40 votazioni, questo che cosa significa? Che i primi a non fidarvi di voi stessi siete voi. E partendo dal presupposto che voi vi conosciate meglio di quanto vi conosciamo noi, perché dovremmo darvi la fiducia se voi stessi non vi fidate, al punto da blindare con una fiducia un provvedimento su cui sostanzialmente esisteva un accordo, non voglio dire di ferro, però neanche di latta fra maggioranza e opposizione? Cioè, qual è il significato politico di questa fiducia? Non so se sono stato chiaro, non tanto per voi, perché lo sapete meglio di me, quanto per chi è qua fuori. E quindi la discussione sulla fiducia è presto chiusa, non sta a me fare la dichiarazione di voto, ma la dichiarazione di voto è nelle cose. Però, visto che qualcuno prima aveva voglia di contenuti, ne approfitto per dare qualche dato, così ragioniamo su di che cosa stiamo parlando, no? Nel 2020 la Banca d'Italia a luglio prevedeva che l'economia italiana sarebbe decresciuta del 9,5%. Poi è diventata un pochino più ottimista, ci dà per quest'anno un risultato del meno 9%. Goldman Sachs è ancora più ottimista, ci dà un meno 8,7%. In Germania tutte le previsioni danno un meno 5,8%, d'accordo? Quindi noi siamo oltre 3 punti più in basso della Germania in questa classifica. Ma che cosa succederà l'anno prossimo? E qua è interessante perché Goldman Sachs, estremamente ottimista, nel 2021 ci dà al 6%. Le previsioni di consenso ci danno al 5,5%. Banca Italia a luglio ci dava al 4,8%. Banca Italia nelle previsioni di dicembre, dopo aver visto l'importante potenza di fuoco dispiegata da questo governo, ci ripensa
e ci dà al 3,5%, cioè a fine anno, con le informazioni sulle misure prese durante il 2020, rivede di meno 1,3 punti la crescita per il 2021. E sempre Banca d'Italia ci informa che ci vorranno 3 anni per tornare al livello del PIL del 2019, e quando saremo tornati al livello del PIL del 2019 sarà il 2023, e nel 2023 saremo dove eravamo nel 2019, cioè circa 5 punti sotto il reddito del 2007, che nel frattempo sarà diventato il reddito di 16 anni prima. Questo giusto per così. Ma parliamo allora degli occupati. Sempre la Banca d'Italia dice che quest'anno andremo a meno 1,8, quindi l'anno prossimo ci sarà il rimbalzo? No, ci sarà il trascinamento, meno 1,0. Da quando si rimbalza? Dal 2022. Sì, ma nel 2022 diciamo che ci vuole la palla di vetro. Pare che si farà un 1,6 e poi un 1,2, quindi forse nel 2023 avremo un po' quasi gli stessi occupati che nel 2019. Tutto questo di fronte a una macchina dello Stato dove l'unica cosa che funziona a pieno regime è il fisco. Non so se avete visto i titoli di Italia Oggi, 31 milioni di atti, vabbè, hanno un po' inflazionato il numero mettendo ADE e ADER, facendo tutto un gran mischione, ma insomma ci sono 10 milioni di cartelle che a inizio anno ripartiranno. Allora, perché ci siamo ridotti così? E perché, a noi non piace l'approccio che questo governo sta seguendo? Perché è un approccio basato su 4 principi: rinviare, rinviare, rinviare e sì, rinviare. Rinviare le scadenze fiscali senza voler prendere una decisione di qualsiasi tipo sulla loro gestione, perché voglio dire, poi a un certo punto bisognerà tirare una linea, e a quel punto che succederà? Rinviare con le garanzie, la famosa potenza di fuoco, che non erano soldi che metteva lo Stato, erano soldi che avrebbe dovuto mettere il sistema bancario con un atto d'amore, che poi non è stato così travolgente, e rispetto al quale lo Stato metteva che cosa? La garanzia. Sapete benissimo, sappiamo benissimo che molti imprenditori, piccoli, medi, grandi, non saranno in condizioni di restituire questi prestiti. Non si è voluto intervenire in modo diverso, si è voluto lasciare a chi verrà dopo l'onere di coprire le garanzie quando verranno escusse. Rinviare con tutte le varie misure di credito d'imposta, che sono semplicemente un differimento di gettito che aprono un altro buco insidioso, dai contorni non facilmente quantificabili, nel bilancio dello Stato. E rinviare alla fine anche col patrimonio destinato, perché alla fine bisogna vedere come sarà gestita questa misura. Noi ora stiamo cercando di studiare il regolamento in Commissione Sesta, l'atto governo 222, ma insomma, a seconda di come questo intervento verrà condotto, a seconda di per chi lo avete concepito, perché questo poi alla fine, ci sarebbe da fare un ragionamento qua dietro, è un altro intervento che rischia di diventare debitogeno per le generazioni future di governi futuri, naturalmente. Quegli stessi governi i quali comunque, poverini, si sa che non potranno governare perché il dottor signor De Benedetti ha detto in televisione che comunque quando arriveremo noi l'Unione Europea ci schianterà. Se non ci schianterà lei, ci schianteranno i debiti che ci avete lasciato. Insomma, siamo pronti comunque ad affrontare con coraggio questo destino e anche a dire che cosa avremmo fatto e che cosa è stato fatto in altri paesi. Perché il risultato dell'Italia non nasce come questa sinistra insistentemente cerca di dimostrare da una inferiorità antropologica degli italiani, nasce da errori fatti da questo governo. Allora, intanto vorrei ricordare il tema della pace fiscale. Dobbiamo pure porci il problema di che cosa fare quando non sarà più possibile rinviare. E noi una proposta ce l'abbiamo: riaprire i termini della rottamazione ter, intervenire con una definizione agevolata del contenzioso, fare uno stralcio delle mini cartelle. Tutte cose che allevierebbero di molto anche i costi di gestione della macchina dell'erario. Intervenire con il fondo perduto. Dite che non c'è spazio, ma guardate che, allora, scusate, in Germania lo spazio si è trovato. Mentre noi abbiamo fatto 108
8 miliardi di scostamento in comode rate da un po' più, un po' meno di 25 miliardi, d'accordo? In Germania hanno fatto 2 scostamenti, uno da 156 e uno da 130. E hanno fatto un vero fondo perduto, prima con il Soforthilfe e poi con l'Überbrückungshilfe. E alle aziende sono arrivati i soldi, prima 18 miliardi, che il primo fondo perduto è più di tutti i pezzettini di fondo perduto che noi abbiamo visto arrivare qua. Concludo, signor Presidente. Perché non lo avete voluto fare? E ve lo dico subito, e qui concludo. Ci avete accusato prima di essere una forza che ha una concezione novecentesca della politica. Voi avete una concezione settecentesca della moneta. Non avete capito come funziona. La BCE avrebbe coperto, sta coprendo. E allora questi ritardi come li volete giustificare? Cos'è? È subalternità rispetto a Bruxelles? O è paura che, avendo troppi soldi a disposizione, le contraddizioni interne della maggioranza esplodano nell'assalto alla diligenza? Ditecelo, però risolvetelo questo problema, perché il Paese non può più permettersi di aspettare.